Salve, salve, salve a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Attenzione, mi sa che qui ho sbagliato il bollino, ma adesso lo posso cambiare in tempo reale. Reni Retro, buongiorno a tutti, buongiorno, sono le ore 10:42 di questo 23 ottobre 2025. Che cosa dobbiamo fare in questa live? Che cosa dobbiamo fare in questa live? Allora, ieri è stata una giornata, diciamo, un po' particolare, una giornata molto importante per alcune persone, per alcuni dipendenti. Praticamente la storica sede della Fatme Ericsson di Via Nagnina 203, diciamo, si è trasferita all'Eur. Ok? Allora, io volevo spendere più di due parole riguardo questa azienda, riguardo il mio contributo a questa azienda, quello che è stato un mio percorso lavorativo per tanti anni. Farò dei nomi, alle volte dei cognomi, laddove non ricordo il nome, nominerò tante persone che hanno fatto parte del mio cammino in Ericsson. Devo dire sono stato molto colpito da questa decisione aziendale di lasciare la sede storica di Via Nagnina, la sede della H. Chi abita qui a Morena, Roma, Roma Sud, Roma Sud-Est, diciamo, saprà benissimo che già tanti anni fa la Ericsson ha dato via una parte del campus, quello che era definito il campus della Ericsson, che si chiamava Serpentone, perché era fatto proprio a S come se fosse un serpente. Lo diede alla regione Lazio, che già da qualche anno si è trasferita in questo palazzone enorme denominato Serpentone, che all'epoca, per chi ci ha lavorato, per chi ci lavora, era A5, quindi poi ogni piano veniva contrassegnato da un numero, quindi il primo piano era A51, il secondo piano A52 e così via. A50 era il piano interrato. Ok? E quindi quel serpentone già fu dato via, e quindi già la scritta Ericsson, che era stata l'insegna enorme, gigantesca che era sopra il serpentone, già quella non c'era più già da qualche anno. Però da ieri, diciamo, è finita l'avventura in via Nagnina 203 per tante persone che diciamo si sono trasferite nella nuova sede di Ericsson all'Eur. Ok? Io come chi segue sa benissimo, ho lasciato questa azienda ormai dal 2008, da tanti anni, era fine 2008, inizio 2009. Ho lasciato questa azienda, diciamo, con molta tristezza nel cuore, ma le cose stavano cambiando tantissimo. Il mio lavoro, il mio supporto, purtroppo era diventato, non dico obsoleto perché ancora c'è il mio tipo di lavoro, però magari dentro quell'azienda non c'era forse più necessità di una figura come la mia. E infatti io poi, lasciata la Ericsson dalla mia azienda, venni messo in Telecom Italia per qualche mese, ma poi io avevo Chiara piccola appena nata, mi presi anche, diciamo, il congedo parentale, quindi già in Telecom a Via degli Agrostemmi ci stetti molto poco, anche se, diciamo, la mia commessa si protrasse per quasi un anno, ma poi io colsi la palla al balzo e mi licenziai direttamente per poi buttarmi a capofitto nella mia idea di avere un negozio fisico tutto mio e aprire Morena Computer. Ma non è di questo che voglio parlarvi in questa live. Allora, in questa live sarà divisa in due parti. Questa live
si parlerà di Ericsson, cercherò di essere il più breve possibile per raccontarvi quelli che sono stati gli anni più belli, ma non solo da parte mia, non solo, ma gli anni più belli per quanto riguarda il progresso tecnologico italiano e anche mondiale, oserei dire. E la seconda parte poi la dedicheremo a questo PC di Lego e vedremo pure che cos'è che accomuna questo PC di Lego con la Ericsson. Comunque, andiamo avanti e cominciamo a parlare. Allora, era la seconda metà degli anni 90. Allora, io avevo finito la scuola, quindi mi ero diplomato, ero partito militare, avevo fatto un bell'anno di militare che ricordo con molto affetto e mi è piaciuto parecchio l'anno di militare, vuoi perché sono stato diciamo aviere scelto tecnico informatico e quindi già finito il CAR diciamo venne messo all'allesdife, all'allestimento difesa e fece un programmone in Clipper per il maggiore che stava lì e io ero programmatore, già io programmavo io già in Basic, Pascal, Turbo Pascal, anche C riuscivo, però lì c'era il Clipper e quindi diciamo il Clipper venne scelto per fare un programmone, ma poi questo magari ve ne parlerò quando parlerò del mio servizio militare, del CAR a Taranto, insomma della mia avventura nelle forze armate, nell'aeronautica militare. Adesso diciamo era passata l'estate, mia madre voleva che io mi trovassi un lavoro perché diciamo, io ero partito militare perché mi ero iscritto all'università, in 2 anni ero riuscito a dare solo 2 esami proprio perché l'università era molto difficile e io non ero tanto portato per lo studio proprio prettamente sui libri. Io diciamo tutto quello che ho studiato lo apprendevo anche dalla spiegazione dei professori. Io i professori dell'università li capivo o non li capivo, era un ambiente troppo complicato per me. Io ero amante in quell'epoca tantissimo di Amiga, avevo a casa il mio bell'Amiga 4000, in quell'epoca avevo la BBS, 4 linee più una, quindi 5 linee totali. Diciamo, era un periodo molto molto intenso della mia vita, mi dedicavo anche a fare delle riparazioni hardware per un noto negozio di Roma, anche di lettori CD, masterizzatori che all'epoca andavano per la maggiore e quindi diciamo per quanto riguarda la riparazione era molto richiesta proprio perché nuovi questi apparecchi costavano tantissimo, mi riferisco appunto ai lettori CD, ai masterizzatori CD che per esempio il masterizzatore poteva arrivare a costare anche 1 milione di lire, 1 milione e 2 a seconda del modello e quindi conveniva metterci le mani e ripararlo, diciamo che magari il cliente con 40, 50, 60 mila lire riusciva a far riparare un'unità ottica che aveva un valore molto maggiore, anche nel caso dei lettori CD che costavano 300, 400, alcuni anche 500 mila lire, nel caso di alcuni lettori SCSI, che all'epoca andava molto per la maggiore, anche Amiga 4000 aveva dei controller SCSI molto molto buoni. Ma torniamo sempre, senza divagare, alla Ericsson. Quindi in quel periodo io mi dilettavo in quell'estate, un po' in questo, un po' anche ma in tante cose. Avevo le mani un po' da tutte le parti, sia mi dilettavo come DJ, andavo a fare le feste, però era necessario trovare un lavoro un po' più stabile, un po' più, diciamo, un po' più serio anche rispetto a quello che facevo. E quindi mia madre spedì tante tante domande. Una di queste domande arrivò ad una piccola società che aveva sede proprio qui a Ciampino, a Morena, dove abito adesso. E praticamente questa società si chiamava Sogetel, ok? C'erano all'epoca il dottor Favretto, insomma, c'erano delle persone che avevano delle commesse anche presso questa grande società che era la Ericsson. Allora, a me all'inizio mi misero in mano un bel manualone grande di CX, di B2, per farmi studiare questo linguaggio perché mi avevano preso più che altro, visto che nel curriculum c'era scritto che io ero stato programmatore in tutti i linguaggi possibili, addirittura ci avevo aggiunto anche l'Arex di Amiga perché la mia BBS me l'ero programmata quasi tutto da solo in Arex,
e quindi vabbè c'era scritto il Basic, c'era scritto il Clipper, il Pascal, Turbo Pascal, il C, e quindi mi misero a studiare questo manualone. Però fatto sta che lì c'era un PC, mi ricordo che era tipo un 386 guasto, e io dissi guardate non c'è problema, cerco di darci un'occhiata io, ve lo riparo io. Ok, quindi mi misero in mano questo PC e io lo riparai in un pomeriggio praticamente. Io arrivai il primo giorno di lavoro, la mattina mi misi a studiare questo manuale, il pomeriggio ho trovato, quindi dopo pranzo, ho trovato questo PC rotto, in un pomeriggio gliel'ho riparato, gliel'ho fatto ripartire e tornai a casa perché era finito l'orario lavorativo. Il giorno dopo trovai che mi dissero guarda, momentaneamente non studiare più questi linguaggi di programmazione perché vorremmo provare a vedere se hai diciamo, una possibilità di entrare in questa grande società che è qui a due passi. Ti ci accompagniamo noi, ti presentiamo noi e poi vedremo se vai bene, se cercano una figura come la tua. Allora io venni accompagnato in Ericsson, entrammo dentro, non era così come la vedete oggi, il serpentone era metà di quello che vedete oggi, la Nagnina non aveva neanche il sottopasso, non c'era Ikea, erano tutti prati sterminati. Io mi ricordo appunto che entrai dentro questo palazzone che era una cosa enorme, visto da lontano dalla Nagnina, ovviamente uno lo vede in prospettiva, sembra più piccolo. Quando ti ci trovi sotto e guardi in alto 6 piani di palazzone per non so quanti metri, perché erano tanti uffici, vedete l'immagine lì sopra, quella è tagliata, non è tutta intera, è molto più grande perché quella è un'immagine che hanno pubblicato su Facebook proprio diciamo, nel gruppo internazionale di Ericsson, però ci sono sotto tutti i dipendenti attuali dell'Ericsson che salutano la vecchia sede, che è Ericsson Fatme, negli anni 70, primi anni 80, lì sopra non c'era scritto Ericsson, ma c'era scritto Fatme, quindi Ericsson brevetti Fatme. Diciamo questa sede vista da sotto era enorme. Comunque io entrai, andai in quella che all'epoca si chiamava divisione DS divisione servizi. Ok, mi presentarono ad una signora che si chiama Marinella Filippelli e ai responsabili il signor Mariano Farci e il signor Giuseppe Sorrentino, che gestivano due gruppi di persone. Era tutto sul nascere, perché parliamo diciamo, della primissima metà degli anni 90, quindi 96, 97, questi anni qui, 98. In giro si trovavano PC con Windows 95, ancora Windows 98 stava per uscire quando io entrai in Ericsson, quindi diciamo i PC erano solo con Windows 95. L'idea di questa nuova divisione, di questa grandissima società, era di portare la tecnologia dei PC a tutti i dipendenti. In quell'epoca Ericsson aveva un sacco di dipendenti. Ericsson, ricordiamo che era una fabbrica, in Ericsson venivano fabbricati i telefoni, quelli che sappiamo, i grigioni, non lo so, quelli col disco combinatore che poi vennero sostituiti dai tasti, venivano fabbricati lì, c'era la galvanica, c'era la verniciatura, c'era tutto praticamente, venivano costruiti gli Ericophone. Io ho un Ericophone qui dietro, anzi con l'occasione lo prendo, perché quale migliore occasione, non mi è venuto in mente di prenderlo, ma lo prendo. Questo è l'Ericophone, stanno attenti a non rompere niente. Ecco, questi venivano fabbricati proprio in Ericsson. Pronto? 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 E questo funziona, ok, veniva fatto il numero e diciamo era una grande fabbrica. Ok, aveva tanti dipendenti, aveva una mensa privata di Ericsson proprio, quindi si andava poi a ora di pranzo tutti quanti a mensa, in gruppi ovviamente, perché ci voleva tanto tempo per sfamare così tanta gente. Ok, e a me mi venne proposto, dice senti, ma tu vuoi andare e provare a far parte di questa divisione, te la senti di andare a consegnare
i PC nuovi in giro per tutti i dipendenti, anche a gente che non ha mai visto un PC. Io dissi, guardate, io gestisco la BBS, sto nell'ambiente dei PC dall'82, da quando mi regalarono il VIC 20, conosco bene il 64, poi all'epoca già c'avevo l'Amiga 4000, quindi diciamo conoscevo bene il 500 che l'avevo modificato dal punto di vista hardware, come sapete, con l'A530, mi intendevo di SCSI, mi intendevo, gli dissi tanti termini che loro secondo me neanche conoscevano all'epoca, ok? E quindi fatto sta che questo colloquio andò molto molto bene e io venni lasciato lì dentro lo stesso giorno, quindi il mio secondo giorno di lavoro, dipendente Soggetel, cioè non ancora neanche dipendente, cioè mi fece il contratto poi lì per lì, perché io ho fatto un giorno lì, diciamo, per farmi conoscere, mi misero lì, non stavo facendo niente, stavo in questa sede della Soggetel, ma poi piacqui talmente tanto che già dal secondo giorno mi lasciarono lì, insomma, e poi la sera andai, non mi ricordo se proprio la sera o la mattina del giorno dopo, no, la mattina del giorno dopo, prima di andare in Ericsson, mi dissero, perché poi ci sentimmo telefonicamente il pomeriggio, mi dissero no, tu vieni prima qui in Soggetel, che così firmiamo un contratto, una bozza di contratto, feci il mio primo contratto consulenza coordinata e continuativa, e poi andai in Ericsson, quindi il mio secondo giorno lavorativo venne lasciato là, il terzo giorno andai prima in social, firmai il contratto e entrai in Ericsson. Ovviamente in Ericsson avevo ancora diciamo, entravo come visitatore ancora, era praticamente il secondo giorno che entravo e che varcavo quella portineria, e quindi cominciò la mia avventura in una divisione dove già c'era un amico, quello che poi divenne un amico, Daniele Carbonetti, come vi ho detto. Dirò dei nomi, dei cognomi, laddove non mi ricordo i nomi dirò solo dei cognomi. Noi eravamo un gruppo, quindi eravamo divisi in due gruppi, diciamo, eravamo tutti consulenti. Piano piano questi due gruppi crescevano, tra i nomi ricordo Jacobucci, ovviamente il grande mio amico Massimiliano De Rosa, che arrivò tipo un mese dopo di me circa, sempre dipendente Soggetel. Mi ricordo benissimo ovviamente l'amico Daniele Carbonetti, esperto Unix e poi Linux, e poi vabbè c'erano tanti altri, Andrea Pizzorno per esempio, che facevano parte del gruppo che si doveva occupare di installare e consegnare, diciamo, i PC a tutti i dipendenti. Allora, iniziamo aprendo una parentesi. Avevo detto che in Ericsson non c'erano i PC, era tutta, diciamo, una fabbrica, venne poi negli anni modificata questa fabbrica e diventò tutta una serie di uffici, ma ci vollero parecchi anni per andare a modificare, diciamo, quegli ambienti enormi, spaziosi, dove c'erano i test plant, dove si facevano i test. Poi non ci dimentichiamo che Ericsson è stata sempre diciamo una fornitrice di centrali telefoniche, le conosciutissime MD110 della SIP, diventata poi Telecom. Quindi diciamo che se noi potevamo telefonare e avevamo un telefono in ogni casa, lo dovevamo anche alla Ericsson che faceva le centrali telefoniche. Ok, quindi c'erano tutti i test plant che erano ambienti sterminati molto grandi dove venivano messi tutti questi rack e venivano testati, diciamo testate queste centrali telefoniche, che all'inizio erano meccaniche, poi divennero elettromeccaniche, poi elettriche e poi elettroniche. Quindi ci fu questo passaggio delle centrali telefoniche, diciamo, da totalmente meccaniche, poi elettromeccaniche, elettriche e poi elettroniche. Addirittura quelle elettroniche si basavano ovviamente, come è adesso è proprio tutto fatto tramite software, tramite dei server, e quindi diciamo non c'è più niente neanche di elettronico, è fatto tutto via software e si fa arrivare anche tramite un segnale IP che può viaggiare su una fibra ottica, su un doppino, su un cavo RJ45, dove vi pare, su un cavo RJ11 come la DSL,
può viaggiare come vi pare questo segnale e arrivare e quindi avere un, diciamo, un destinatario che corrisponde ad un numero telefonico che viene composto da un altro apparecchio e diciamo i due apparecchi vengono messi in comunicazione, ma al giorno d'oggi è fatto tutto via software tramite dei server. All'epoca invece si partì da combinatori proprio meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici. Quindi tutte queste cose dovevano venire testate prima di essere messe in campo, si diceva proprio tra virgolette, quindi prima di essere messe in esercizio, prima di essere montate nelle centrali fisiche della SIP, ok? E della Telecom poi. E quindi ci vollero tanti anni perché tutto questo venisse trasformato in tanti uffici, ok? Allora andiamo avanti. Io diciamo entrai a far parte di questo gruppo e all'epoca diciamo c'erano PC, arrivavano PC, io mi ricordo ancora i Vectra V6 con i processori, i primissimi processori Pentium, c'erano i 133, i 166, 200 e poi arrivarono i 200 MMX, c'erano i Compaq Desk Pro e noi avevamo una, diciamo, una regola aziendale del software che si poteva installare su quegli hard disk, che erano tutti hard disk da 2 giga e 100, i PC arrivavano con 32 mega di RAM, ok? E avevano tutti quanti la loro bellissima licenza di Windows 95 prima e 98 poi, ok? Quindi noi che facevamo? Prendevamo questi PC, bisognava installare questo sistema operativo, bisognava installare Netscape. Mi ricordo che il primo Office che installammo era prima Office 95 che aveva pure la graffetta che ti suggeriva con la barra laterale di Office che veniva messa in aggiunta alla barra sotto di Windows e diciamo noi installavamo Netscape come navigatore, installavamo mi pare all'epoca sì, c'erano ancora i robot sotto, c'era l'IBM 3270 e noi installavamo Onnet 32 che serviva per accedere con i PC, Windows già era 32 bit, ricordiamolo, Windows 95, quindi serviva questo client per accedere al mainframe. Ok, con Onnet 32 si accedeva direttamente al mainframe e a tutti i dati contenuti perché all'epoca non c'erano server Microsoft, non c'erano server Unix, Linux, quello che vi pare, non c'era questo grandissimo mainframe con tantissime cassettine, c'erano 2 robot sotto in A10, adesso lo posso raccontare perché tanto questi robot sono stati smantellati già quando io stavo in Ericsson, quindi diciamo questi robot che erano definiti robot ma erano dei bracci meccanici che andavano a prendere una cassettina, io mi ricordo che c'erano mi pare 8 lettori di queste cassette tutto intorno a questo robot enorme, pensate che era più grande di questo salone, era una cosa enorme, tutte queste cassettine c'era questa pinza meccanica che andava a prendere la cassettina e la metteva nel lettore disponibile libero. Quando il lettore aveva finito di leggere i dati, riprendeva la cassettina e la andava a rimettere a posto dove stava. Allora, tutto veniva fatto con una lettura dei codici a barre messi sull'etichetta delle cassettine, sembrava come un'unità di backup tutta elettromeccanica e quindi questi lettori poi andavano a leggere i dati contenuti dentro le cassette e restituivano la richiesta all'utente. Allora, fino a che noi non eravamo arrivati lì e non c'era stata questa idea di passare ai PC, sulle scrivanie di alcuni dipendenti Ericsson c'erano i terminali connessi con un cavo coassiale al mainframe IBM 3270. Quindi questi, diciamo, terminali non avevano un sistema operativo loro, erano terminali tra virgolette stupidi, perché non avevano un hard disk, non avevano niente. Tu quando lo accendevi andavi e ti collegavi direttamente al mainframe che ti rispondeva il prompt e tu praticamente andavi a fare una ricerca, era un enorme database di dati, quindi che ne so, all'ufficio del personale potevano inserire e cancellare nuovi dipendenti, chi veniva licenziato se ne andava, eccetera, veniva eliminato dal mainframe e non solo, perché dentro al mainframe c'erano anche tutti i componenti che venivano, tutte le spese che affrontava l'azienda, tutte le entrate che aveva l'azienda dalle varie commesse, insomma il mainframe gestiva già all'epoca questo grande mainframe
tutti questi dati aziendali che però risiedevano lì. Allora ci fu la necessità, ovviamente i mainframe cominciavano a sparire, stiamo parlando della seconda metà degli anni 90 in America, diciamo non erano spariti lì, però lì era molto più veloce, diciamo, il passaggio dalla tecnologia mainframe alla tecnologia, diciamo, neanche client server, ma a un database, diciamo, DB2 tramite, ecco, quel linguaggio che mi stavano facendo studiare a me, il CX, tramite altri linguaggi, il Clipper addirittura potevo accedere a dei database, e quindi lì già già erano passati dai vari mainframe a una tecnologia DB, accesso diretto ai dati tramite un DB, un database. Però in Ericsson no. Allora vennero fatti degli accordi tramite anche sempre la divisione DS, e vennero presi dei dipendenti da Ernst Young, della gente che faceva data entry in quello che fu uno dei successi, diciamo, planetari per quanto riguarda la gestione di grandissime quantità di dati, che era il SAP. Ok? Vennero acquistati dalla Ericsson dei server SAP che vennero messi giù in A10 accanto a quello che era il mainframe. Ok? Quindi prima di smantellare il mainframe c'era stata la necessità di fare il travaso di tutti questi dati, che erano tantissimi, quindi dal mainframe IBM 3270 vennero trasferiti nel server SAP. Ok? Quindi noi andavamo a installare anche il clientino SAP su ognuno dei PC che andavamo a consegnare. Ok? Noi all'inizio consegnavamo qualche decina di computer a settimana, 20, 30, 40 PC a settimana. Poi questa idea prese piede e piacque parecchio all'azienda, tanto che praticamente il numero di PC aumentò a dismisura, e così anche noi del gruppo, quindi noi consulenti, io ero dipendente della Soggetel, ma ce n'erano di tutte le società, Infodel venne dopo, vabbè, erano tante società di Roma che fornivano questi consulenti sistemisti alla Ericsson. Perché? Perché aumentava la richiesta, c'era la necessità di andare a consegnare questi PC a tutti i dipendenti, perché l'azienda si stava trasformando da una fabbrica ad un'azienda di servizi. Attenzione, attenzione. Andiamo avanti. Praticamente noi all'inizio appunto consegnavamo questi PC con Windows 95, con Office, facciamo vedere un po' come funzionava Word, Excel, qualcuno ci chiedeva pure primissime versioni, non so se già c'era Project per fare la pianificazione dei processi aziendali, qualcuno già utilizzava PowerPoint per fare qualche presentazione durante le interminabili riunioni, e quindi diciamo si stava informatizzando l'azienda. Ok, quindi arrivò la necessità poi piano piano anche di avere dei server. Io ebbi, diciamo, la fortuna, io sono stato fortunato già quando feci quel colloquio, che io già venivo da una realtà che mettevo le mani sull'hardware delle macchine, e poi diciamo potevo portare questo in un ambiente lavorativo un po' più serio, ma diciamo un errore aziendale di chi fece un ordine mi portò, diciamo, in quella che veniva definita la sala server, la server farm. Arrivò un server, diciamo, HP destinato ad ospitare un sistema operativo della Microsoft, completamente smontato. Praticamente nella fase di acquisto di questo server era stata acquistata la licenza di Windows NT, era stati acquistati tutti i pezzi, quindi gli hard disk, le RAM, la scheda controller NetRaid, i due processori, venne acquistato il case, i due alimentatori, venne acquistato tutto, per carità, c'era tutto, ma arrivò tutto smontato e non c'era nessuno in grado. Dice, ma c'è qualcuno in grado che, perché l'ordine venne evaso, venne portato dentro a questa server farm, tutto smontato questo server, e c'era bisogno di qualcuno che lo montasse. Io
venivo da Amiga che io smontavo, facevo, io su Amiga 4000 avevo all'epoca oramai già tipo una decina di CD-ROM esterni messi, erano CD-ROM interni tra SCSI e IDE, che però io avevo messo esternamente, quindi me ne intendevo di SCSI, di IDE, di catene, di porte parallele, diciamo, di hard disk sia SCSI che IDE, quindi diciamo avevo una conoscenza abbastanza approfondita di terminatori SCSI, di come si connettono gli hard disk con l'indice SCSI, dovendo cambiare l'ID, che ogni periferica doveva avere il suo ID, insomma me ne intendevo. Venne, non mi ricordo se Mariano Falci o Giuseppe Sorrentino, uno dei due, adesso mi sfugge, che erano i nostri responsabili diretti, ci vennero a dire chi è che era in grado. Io mi offrì, dice sì, io posso venire a vedere, e mi trovai davanti, mi ricordo, per terra stava il server che era, diciamo, grosso come più grande di una cassettiera, quindi più largo, grande di una cassettiera. Da una parte tutto imballato, il pacchettino con le RAM, il pacchettino con la scheda NetRaid, pacchettino con i processori, pacchettino con le ventole che andavano sopra i processori. La scheda madre fortunatamente era già installata all'interno del case. Quindi io, vabbè, mi misi là, dice sì, ci provo, no, lasciatemi in pace. Mi misi là, aprì il case, montai i processori, montai la RAM, montai la scheda NetRaid, tutti i vari hard disk. Mi pare che vennero, che all'epoca erano 6 hard disk. Partì con 6, ma quello mi pare che ne potevo ospitare molti di più. Comunque, vabbè, la scheda video, che era una scheda video da battaglia perché i server non necessitavano di scheda video in quanto diciamo, localmente ci si accedeva poco e niente, ai server bisognava accedersi da remoto. Comunque io quel pomeriggio lo dedicai solo al montaggio del server e non accesi niente, non diedi corrente, misi il secondo alimentatore, il primo era già montato all'interno del case, però quelli già montavano gli alimentatori ridondati, cioè che vuol dire che aveva due alimentatori, di cui uno diciamo in esercizio e uno di riserva se andava in fault quello di esercizio. Praticamente aveva la possibilità che se mancava la corrente partiva da solo quello di servizio. Ok, quindi no, se mancava la corrente, se si rompeva, diciamo, l'alimentatore principale partiva quello di servizio. Vabbè, io vi sto raccontando un po', e quindi mi montai questo server. Allora la mia avventura da quel momento cambiò. Continuavo a fare, diciamo, a installare i client, i PC, però cominciai a dedicarmi anche all'ambiente server. Ok? In quel frangente poi il mio grande amico Daniele Carbonetti ebbe un'idea, lui da sistemista che era, per accelerare l'installazione, che noi facevamo un PC alla volta, cioè avevamo tante postazioni, però bisognava andare su ogni PC ad installare il sistema operativo, ad installare Office, ad installare WinZip, ad installare SAP, ad installare ONNET 32, tutti gli applicativi venivano installati. Lui disse no, così non arriviamo da nessuna parte. E con il comando dd di Unix, dd è drive copy, double drive, insomma è un comando che serve per fare la copia fisica bit a bit di un hard disk su un altro, di un floppy su un altro, diciamo di unità su un'altra. Visto che noi avevamo i PC tutti quanti uguali, arrivavano i Compaq Desk Pro 200 MMX che avevano tutti quanti la disk 200, tutti 32 MB di RAM, tutti la stessa scheda video S3 Virge. Scusate un attimo, scusate. Scusate, era mia moglie dal lavoro che mi doveva dire qualcosa. Quindi, allora, stavo dicendo, stavo raccontando che da quel momento, diciamo, questo mio collega, Daniele Carbonetti, con questo comando ci permise di andare molto più veloce perché noi mettevamo i due hard disk
diciamo IDE uno insieme all'altro, lanciavamo questo comando su 3, 4, 5 PC e ne facevamo praticamente quello che ottenevamo erano PC già belli installati, quegli hard disk che noi avevamo 4 postazioni, ci metteva una mezz'ora, tre quarti d'ora a fare questa clonazione bit a bit da un disco all'altro. Ebbene, noi poi avevamo i 4 PC tutti già belli e pronti, mettevamo l'hard disk, quello partiva Windows 95 e era già bello e pronto, poi andava solo personalizzato sulla scrivania dell'utente a cui andava consegnato. Ok, quindi questo già velocizzò di parecchio la produzione di PC personalizzati Ericsson. Attenzione, in quell'epoca già stava nascendo, noi avevamo il dominio Ericsson SE perché avevamo già una intranet aziendale che faceva capo alla casa madre, che non era in Italia. Noi dovevamo mettere Ericsson TEI Ericsson SE come home page sul navigatore che abbiamo detto era Netscape, perché nasceva in quell'epoca la intranet aziendale. Ok? Poi avevamo dei proxy, che era un proxy italiano, era l'unico modo per uscire su internet. Alcuni avevano il proxy abilitato, altri no, non tutti i dipendenti potevano uscire su internet, anche perché le connessioni... Ciao Willy, sto parlando della mia esperienza in Ericsson, visto che la sede storica di Ericsson ieri è stata lasciata in favore di una nuova sede che è situata all'Euro, al quartiere Euro di Roma, e sto raccontando un po' quella che è stata la mia esperienza presso questa azienda. Allora, quindi dicevamo, riuscivamo a clonare questi PC, a consegnarne molti di più e cominciavano a nascere i primi server. Ok? Ogni dipartimento aveva il suo server e poi venivano dedicati i server ad ogni funzione. C'era il server che gestiva, diciamo, gli accessi agli utenti, c'era il server che gestiva i file, c'erano i server che gestivano la posta, c'erano, diciamo, tanti server, e quindi venne creata una nomenclatura, perché su una stessa rete non ci potevano essere due PC con lo stesso nome, né tantomeno due server con lo stesso nome. Quindi ITRMNT 00 qualcosa era il nome dei server, IT stava per Italia, RM stava per Roma, NT significa che aveva Windows NT 4.0 poi come sistema operativo, e il numero progressivo indicava il numero di server. Ok? Poi i PC erano nominati EIT, no, Ericsson in Italia, sì, EIT RM PC, una cosa del genere, EIT RM UX, sì, erano EIT Ericsson Italia RM UX, oppure EIT PA UX se era a Palermo. Poi Ericsson aveva tante sedi e nasceva quella che sarebbe diventata una delle reti LAN più grandi d'Italia. Ok, c'è stato un picco a ridosso degli anni 2000, quindi nei primissimi anni 2000, 2001, 2002, 2003, che Ericsson era diventata la rete LAN, quindi la Local Area Network, distinta da Internet, più grande d'Italia, e non si poteva definire né una WAN, perché non era una World Area Network, né una MAN, Metropolitan Area Network, perché la Metropolitan Area Network si intende un'area metropolitana nella stessa città. Ericsson aveva sedi, diciamo, in tutta Italia: Palermo, Cagliari, Sassari, Pagani, ce ne stavano da Milano, ce ne stavano da tutte le parti, e quindi, diciamo, era una rete LAN dislocata in tutta Italia, con tutte tunneling abilmente configurate, e funzionava tutto, ragazzi. Era una LAN spettacolare. Quindi noi intanto continuavamo ad apprendere poi i PC, da quei vecchi Vectra VA6, VA8 con i Pentium 200, 200 mAh, cominciarono ad arrivare i primissimi Pentium 2, arrivarono i Pentium 3, diciamo si evolvevano i server. Il bello è che lì il lavoro non poteva finire, questo lavoro che noi facevamo non poteva assolutamente finire, perché nel momento in cui erano circa 4-5 mila persone, arrivavamo fino a un picco, se non mi ricordo male,
di 6.000 persone in Ericsson, tra consulenti, dipendenti, una marea di gente, proprio tantissima gente nel campus Ericsson Anagnina, via Anagnina 203. Ok? Io, diciamo, dopo aver consegnato, quando arrivammo ad aver consegnato già 1 migliaio di PC, cominciano a verificarsi le prime anomalie, quelle che vengono definite le anomalie, e quindi venne creato anche un sistema per gestire diciamo, queste anomalie, venne creato un help desk a cui rispondevano in prima battuta dei consulenti presi proprio per rispondere al telefono alle richieste dei stessi dipendenti Ericsson che avevano problemi col PC, ok? E quindi noi poi dovevamo andare a risolvere questi problemi. Vennero presi altri come me perché i server Ericsson arrivò ad avere, mi sembra, circa 200-300 server, diciamo in sala server c'erano, tra sala server e le sale server dipartimentali di ogni dipartimento, c'erano sì, circa 300 server, solo in Italia a Roma. Stavano tutti quanti a Roma questi server, e poi c'erano i server locali a Sassari, Palermo, Napoli, Milano, dappertutto. C'erano poi server, diciamo, proprio locali loro che stavano dislocati, ma proprio in Ericsson, in via Nagnina, sotto nella server farm, ce n'erano una marea di questi server, ognuno dedicato ad un progetto, ognuno dedicato a una particolare operazione. Quindi, diciamo, si stava evolvendo il tipo di lavoro, e vediamo che da una fabbrica diventò una, diciamo, una società enorme di servizi. Contemporaneamente si evolvevano i cellulari. Ricordiamo che Ericsson, con il mitico T28S marcato solo Ericsson, vendette tantissimo, ebbe un successo globale, ebbe un successo totale a livello internazionale, e quindi, diciamo, si fece conoscere anche a livello di cellulari. Ricordiamo anche un film di 007 in cui 007 aveva in mano un telefono della Ericsson, addirittura slide, con cui poteva guidare una macchina, addirittura. Quella era fantascienza, non si poteva fare quelle cose, però quel telefono venne inventato veramente. Diciamo che oltre, diciamo, a continuare a produrre poi diciamo, centrali telefoniche sempre più moderne, a continuare a produrre i telefoni, entrò anche nel mondo del wifi, dei dati. Io continuavo a crescere, ad imparare tantissimo i server, il backup sul nastro, unità di DSS, Digital Data Storage, la gestione dell'intranet aziendale, imparai l'ASP, imparai a configurare Internet Information Server, si passò da Windows NT4 a Windows 2000, e ci fu la necessità anche di avere un server centrale che diciamo, autenticasse tutti gli utenti. Quindi vennero date al volo, tanto poi te la puoi rivedere se ti interessa. Sto raccontando la mia esperienza in quella società che era l'Ericsson. Andatevi a iscrivere al Luke 74 Channel, ne vale la pena. Questa volta sarò molto breve, Luca, perché ho tante cose da dire, e poi dobbiamo vedere il mio PC di Lego, lo devo ancora riparare. Come vedete qui ci sono dei pezzi che si sono rotti. Questo è un pezzo che andava sicuramente qua, RMC, sta per Renato, Margherita e Chiara, vabbè, e comunque poi lo ripareremo e vedremo che cosa c'entra questa con la Ericsson. Questo è l'Ericsson, pronto pronto, non c'è nessuno, con la presa tripolare, ok? E quindi andatevi a iscrivere a Luke 74 Channel, mi raccomando, mi raccomando. Allora, stavo dicendo, quindi la Ericsson era diventata una società di servizi, e c'era, diciamo, la necessità di avere un server centrale che verificasse i nomi, ok? Si occupava di inserire tante user ID ogni giorno, bastava fare un GERI, una gestione richieste, quella che era chiamata GERI,
i responsabili di ogni divisione, di ogni dipartimento, firmavano una richiesta, all'epoca addirittura cartacea, poi venne fatto tutto ancora sul 3270 e poi venne portato tutto quanto su un server, diciamo NT4, quindi era tutto in evolversi, però all'inizio erano proprio richieste cartacee che venivano portate presso, lei non c'è più, però la ricordo con molto affetto, che era la Pizziconi, Alba Pizziconi, che riceveva tutte queste richieste e si occupava di inserire su questo server tutte le varie user id e il nome e cognome del dipendente a cui si riferivano. Ovviamente avevano le proprie user id anche tutti i consulenti, quindi i dipendenti avevano una user id che iniziava per TEI, per esempio nel mio caso sarebbe stata TEI Rede, che stava per TEI, Telecomunicazioni Ericsson Italia, Rede Renato De Vita, ok? Poi questo TEI venne cambiato in Q e I, quindi Q stava per consulente, Ericsson Italia, quindi consulente Ericsson Italia, Rede, e quindi io ero Q e I Rede perché ero un consulente. Quindi c'era questa nomenclatura e poi una password e si accedeva al dominio Ericsson. Siccome in quell'epoca la divisione di servizi venne chiamata Enterprise Division. Questa Enterprise Division è molto importante perché praticamente in Ericsson, quando uno faceva il logon nel proprio PC, sappiamo che su Windows 95 e 98 bastava premere ESC alla richiesta della password di rete e si entrava in locale. Però se uno metteva la password di rete veniva lanciato un programma che si chiamava KIX, K-I-X, KIX, che nel caso di Windows 95 e 98 era KIX32, opportunamente configurato con un file .ini, ti dava l'accesso e ti condivideva addirittura un disco di rete, ok? Non solo, ma ti abilitava anche la mail aziendale tramite Outlook, ok? Allora, guardate che c'è tanto da dire, Quindi Alba Pizziconi faceva la user id su questo server, bastava mettere user id, che ne so, Teirede con la propria password, compariva la scritta Ericsson in modalità DOS, quindi con i caratteri ASCII, disegnata Ericsson, sottoscritto col carattere normale, perché era disegnato Ericsson, con i caratteri ASCII, però era un bel disegno Ericsson, e sotto col carattere normale di MS-DOS, tra l'altro tutto scritto in verde. I monitor già erano a colori, erano a tubo catodico, erano monitor dell'HP o della Compaq, si vedevano tra l'altro anche molto bene all'epoca VGA, quindi vogliamo dire, però partiva questa schermata MS-DOS con KIX32 che era un comando MS-DOS e partiva Ericsson Enterprise e ti diceva benvenuto con la user id e ti mappava praticamente il disco di rete, la posta e faceva in background però senza farti vedere niente e c'era la musichetta la musichetta di Star Trek dell'Enterprise Division, ok? Quindi finita la musichetta che durava 5 secondi più o meno, facevi l'accesso al tuo PC, diciamo che era Windows 95-98, però nella rete e quindi avevi il tuo bel disco di rete. Se avevi fatto la richiesta potevi accedere anche a dei dischi dipartimentali condivisi tra più utenti, quindi già c'era questa condivisione di file e cartelle tra più utenti, anche dislocati su città diverse, non c'era problema, funzionava tutto ed era questo il bello, ok? E noi, io anche, facevo parte di quel gruppo di persone che gestivamo questi file server, questi server diciamo dipartimentali. Non avevamo in mano purtroppo né i server di posta, che quelli venivano gestiti diciamo a livello più alto, molto più alto, perché la posta era considerata una cosa molto molto importante, le mail, e non avevamo diciamo neanche accesso diciamo come amministratori neanche ad i server che gestivano gli utenti, perché erano cose molto importanti, però ci davano anche con una user id da amministratore la possibilità di andare a lavorare sui file server diciamo o sugli intranet server e quello già bastava, perché dovevi controllare che i backup venissero fatti bene. Poi in quell'anno vennero acquistati anche dei software, perché Windows ancora non lo faceva da solo, dei software che si chiamavano Quota Manager,
della società NPT per gestire la quantità di dati che ogni singolo utente poteva andare a salvare nei dischi di rete, nei dischi dei server. I server, come sapete, già ve l'ho detto, avevano più dischi, più hard disk in RAID, soprattutto in RAID 5, ok? Erano dischi molto più grandi dei 2 giga e 100 che venivano forniti con i PC, diciamo, locali di ogni singolo dipendente, e quindi diciamo che io qui ho tutta la scaletta di tutto quello che vi devo dire, ok? Quindi abbiamo parlato anche del SAP, diciamo dei client server, e piano piano, diciamo, la Ericsson stava diciamo sempre più entrando diciamo, nel mondo dell'architettura client server e dei PC, e quindi anche grazie a dei telefoni, anche grazie ai PC portatili Toshiba. Noi a quell'epoca poi cominciò ad arrivare di tutto. Arrivarono i Toshiba, i primi Tegra 8000, Tegra 8100, arrivavano PC, i ThinkPad della IBM, arrivavano un sacco. Oramai eravamo entrati proprio nell'era del PC e dell'architettura client server, e piano piano veniva terminato il lavoro di passaggio dall'IBM 3270, il mainframe, su SAP, e quindi il mainframe piano piano veniva smantellato perché non più utilizzato. Mi ricordo ancora quel giorno che venne dichiarato diciamo l'ultimo giorno del mainframe, poi venne spento, anche perché il mainframe consumava un sacco di corrente, consumava a me pare 10, 20 volte di più di un server con tecnologia Microsoft o Unix. C'erano gli EMC4 addirittura nella server farm di Ericsson, c'erano tanti server Unix, Sun, addirittura tanti server farm, Sun, sbaglio pure, in server farm c'erano i server Sun, ok? E quindi venivano accettati tantissimi progetti basati sia sul server Microsoft che sul server Unix, e quindi sul server Sun. Quindi da lì a poco la Ericsson cominciò a consolidare la sua presenza a SMAU, e quindi anche noi consulenti venivamo mandati a SMAU, e non mi scorderò mai quello SMAU in cui la Ericsson fece uno stand a 2 piani. Stavamo vicino allo stand della Omnitel, all'epoca c'era Megan Gale che faceva la pubblicità della Omnitel, diciamo all'epoca internet stava spopolando, c'era Tiscali anche vicino a noi, stand enormi, stand bellissimi, invitati di tutti i generi. Mi ricordo che in quell'anno non mi ricordo quando, no, io andai via, arrivò Fiorello pure, diciamo il pomeriggio, io andai via la mattina, e il pomeriggio ci sarebbe stato Fiorello allo SMAU di Milano, diciamo tanti ospiti illustri e stand che costavano uno sproposito. Venivano costruiti questi stand a 2 piani, e noi consulenti venivamo mandati lì perché dovevamo configurare dei server locali a SMAU, presenti a SMAU, degli apparati atti a mettere in comunicazione la sede principale di via Nagnina 203 con lo SMAU di Milano, ok? Tramite dei tunneling, delle reti private, delle VPN, che oggi vengono tanto menzionate per fare cose tra virgolette ai limiti della legalità. No, le VPN sono nate addirittura per gestire e fare dei tunneling all'interno di una rete più grande che è internet, per fare dei tunneling ed arrivare a dei server privati di aziende, ok? Quindi tramite delle tunneling, delle reti private virtuali, si poteva arrivare a Ericsson. Tra l'altro la Ericsson gestiva anche un servizio di telefonia interna tramite tecnologia DECT. Noi avevamo il nostro DECT, telefono senza filo, per essere reperibili ovunque nel campus. Questi DECT nei primi anni 2000 vennero portati anche nello stand a SMAU, e noi potevamo rispondere alle chiamate che arrivavano tramite un numero che era di Roma, un numero fisso di Roma, e rispondevamo da SMAU al DECT alla telefonata che veniva con prefisso di Roma 067258 e l'interno nostro del DECT nostro. Quindi era tutta una tecnologia, era qualcosa che io vi sto raccontando in poche parole nel modo più semplice possibile per la mia
per la mia esperienza lì dentro, quindi si andava sempre avanti, venivano assunte sempre più persone. All'ufficio del personale mi piace ricordare Mario Mastantuono, e poi tanti colleghi, Sergio Angelo Di Sanno mi viene in mente, ovviamente Salvatore Abela, il grandissimo Luciano Brugnoni, c'era Salvatore Ciano, grandissimo amico, Pippo Gori, Giuseppe Gori, e non posso assolutamente non nominare il mio mentore, quello che mi ha seguito, mi ha aiutato tantissimo quando sono stato lì dentro. Ci sono andato a mensa quasi tutti i giorni per, diciamo, la seconda metà degli anni 2000, diciamo dal 2004, 2005 fino al 2008, andavo sempre a mensa con lui, con Paolo Antonio Gizzi, ok? Poi ricordo con molto affetto Dante Pacchioni, proprietario anche del server Paperino, divisione XA. Paolo Antonio Gizzi era responsabile, io ero l'amministratore locale, ma lui era responsabile c'avevano 3 server, mi pare, in divisione acquisti, e i TRMNT 051, 53 e 55, di cui uno era un backup server e 2 erano i server in esercizio. Uno era perché lui aveva fatto un applicativo, Paolo Antonio Gizzi, TIP si chiamava l'applicativo, e gestiva tutti gli acquisti che venivano fatti dalla sua divisione, e diciamo io gli gestivo questi 3 server come amministratore locale dal punto di vista sistemistico. Lui ci accedeva come programmatore esperto di ASP.NET e Visual Basic. Io gli andavo a configurare le varie utenze che dovevano avere permessi particolari di lettura e scrittura su alcuni particolari file e su alcuni particolari processi del sistema, e io mi intendevo parecchio. Tra l'altro non ho parlato poi dell'evoluzione della tecnologia NT4 nella tecnologia Windows 2000 client server. Quindi per tanti anni Ericsson ebbe Windows 2000 Server come sistema operativo server e Windows 2000 Professional come sistema operativo client, e nacque una cosa enorme che era ESOE, Ericsson Standard Office Environment, ed era un'evoluzione del KIX32 che vi ho nominato prima. Praticamente veniva fatto l'accesso a un dominio, e ce n'erano tanti di domini all'epoca, perché c'era Erdit 001 che era il dominio italiano, ok? Ericsson Domain Italia, ed era il primissimo dominio italiano, però EMDEU era il dominio europeo a cui bisognava tutti gli utenti accedevano a EMDEU, che era il dominio europeo di Ericsson, Ericsson Master Domain Europe, EMDEU. Tutti gli utenti erano registrati su questo Primary Domain Controller, che poi aveva anche un backup domain controller, prima della nascita di Active Directory, che tagliò poi i punti con questa dipendenza tra primary domain controller e backup domain controller. Quindi prima c'erano 2 server, nel caso che falliva il primary saliva immediatamente nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti, quindi non era immediato manco per niente, però il backup veniva promosso a primary, e poi quando veniva rimesso il primary online, il primary temporaneo si risincronizzava col primary ripristinato e diventava backup domain. Ma questo venne fatto prima ancora dell'arrivo di Active Directory, in cui tutti i server avevano lo stesso ruolo, e quindi se ne moriva uno c'era quell'altro già attivo, quindi si era venuto meno a quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora che ci voleva affinché il backup domain si accorgesse che il primary non era più raggiungibile e quindi venisse automaticamente promosso a primary. Però ci voleva del tempo, era un processo automatico, però non era immediato. Mentre invece con Active Directory i server che venivano installati, se tu li volevi fare tutti sullo stesso dominio, lo potevi fare, ed erano tutti quanti tra virgolette primary domain, lavoravano tutti all'unisono, e quindi se uno qualsiasi si rompeva c'erano gli altri e non c'era problema della la tecnologia, tra l'altro, che poi venne definita cluster, che è attualmente adoperata. Vedete, io questa è tutta esperienza che ho fatto all'interno di Ericsson, ma non solo di Ericsson. Ne voglio ricordare anche un'altra persona che è Egidio Condrò, che
era amministratore delegato di una società che si staccò dall'Ericsson e mi volle a me come sistemista di questa società, che era Emerson Energy System, EES, che poi diventò Emerson Network Power, che loro fornivano stazioni di energia, quindi di corrente, quindi UPS, ma UPS giganteschi, alle stazioni di Ericsson, quindi alle centrali telefoniche, e non solo telefoniche ma anche alle centrali cellulari, perché voi sapete che Ericsson ha gestito per tanto tempo tutta la rete H3G, che poi diventò la rete attuale di ce l'ha pure mia moglie, ma non mi viene, vabbè, di quel nuovo polo telefonico, che oltre a Team io ho Vodafone ancora, Wind, non mi viene, vabbè, fa niente. Comunque ancora oggi Ericsson gestisce tantissime centrali, con quelle che voi vedete, le antenne che vedete sono solo la punta esterna di tutta una centrale telefonica che sta sotto, in cui ci sono i pacchi batterie, ci sono gli UPS, e magari la Emerson Network Power gestisce la parte elettricità, e dall'altra c'è Ericsson che magari gestisce la parte elettronica e della centrale stessa, che poi sta connessa a sua volta via cavo a delle altre centrali che stanno connesse tra loro. Guardate che è una cosa complicatissima. Voi alzate un telefono cellulare, prendete, aprite WhatsApp, vi aprite YouTube, vi aprite quello che vi pare e tutto funziona. Non è così immediato, connessioni wifi, connessioni tramite quella che una volta era chiamata davvero la rete H3G, la rete che prima ancora era UMTS, VCDMA, erano delle reti dati tra client cellulari, che erano definiti cellulari, prima non si chiamavano smartphone, diciamo, avevano un sistema operativo molto molto limitato, questi apparecchi, e quindi diciamo venne tutto sviluppato, tutto gran parte in Ericsson. Poi c'erano anche altre società in mezzo, per carità, non era solo Ericsson, infatti in quegli anni nacquero tantissime società, vi ricordate Blue che nacque, morì, insomma era una società che voleva occuparsi solo di mettere in comunicazione telefoni aziendali di grandi società, per esempio come la Ericsson, come tante altre, Mercedes, ma tantissime grandissime società avevano la necessità di avere i propri dipendenti sempre connessi, e Blue voleva gestire i cellulari proprio dei dipendenti di queste società medio grandi, giganti e gigantesche, come lo volete definire, quindi con migliaia di dipendenti che dovevano stare in comunicazione una con l'altra, e quindi voleva fare delle tariffe agevolate per le aziende, medie e grandi aziende. Però poi ovviamente c'era il colosso di Telecom, c'erano altri colossi come per esempio pure Omnitel che diventò Vodafone, ok? Quindi c'erano altri colossi giganteschi che potevano offrire lo stesso servizio, e quindi Blue tracollò. Ma prima di Blue c'era Beep per esempio, ma erano tutti operatori virtuali che cercavano una fetta di mercato in quello che era invece un settore dove chi deteneva le antenne e le centrali lo poteva fare da padrone. Ecco, Ericsson non ha mai avuto, diciamo, delle SIM sue, si appoggiava sempre o a Telecom o ad H3G, poi si appoggiò, ecco, Iliad, non mi veniva. Ericsson ha in mano ancora tutta la rete Iliad, tra l'altro sta lavorando anche al 6G, adesso voi sapete che va tutto in 5G, super veloce, tutto ci piace, ma noi abbiamo bisogno, visto che i video vanno sempre più veloci, i dati da consultare sono sempre più grandi e occupano sempre più spazio, abbiamo bisogno di velocità, e quindi la Ericsson già sta testando il 6G. Ok, andate poi sui siti Ericsson e sulle pagine Ericsson internazionali soprattutto per vedere a che cosa sta lavorando. Ma non è che se non vedete e non avete visto più i telefonini della Ericsson allora la Ericsson è una società fallita, tutt'altro. La Ericsson lavora dietro, diciamo, dietro le telecamere, non vi mette più in mano un telefonino, ma vi mette in mano la possibilità di utilizzare quel telefonino, che senza la Ericsson non potrebbe funzionare, ok? Senza le centrali gestite da Ericsson non potrebbe funzionare. Avreste in mano un Samsung, un iPhone o un qualsiasi smartphone
inutilizzabile. Quindi grazie Ericsson. Ok? Quindi stavo dicendo che siamo andati avanti e io, diciamo, poi arrivò il 2008 e Ericsson decise poi di dare in outsourcing, si dice, tutte le diciamo tutte le procedure che richiedevano server locali, quindi i server diminuirono tantissimo da 300, poi i server di posta che c'aveva localmente vennero dati, la posta venne data a Google, quindi gestiva Google tutta la posta, non c'era più bisogno di avere tutti questi server con la intranet aziendale, quindi venivano chiusi una continuazione server, venivano anche chiusi gli uffici e diciamo, l'idea americana venne accolta anche da Ericsson dell'open space, quindi tutti i dipendenti che erano abituati ad avere il proprio ufficio, la propria sedia, eccetera, si videro proiettati in un open space che quando io andai via erano già tutti open space con tanti tavolini dove c'erano prese di rete, già c'era una wifi abbastanza veloce, però ancora la rete fisica era più veloce della rete wifi e quindi c'erano questi diciamo tavolini con la propria sedia dove ci arrivava la presa di rete, c'era una ciabattina dove attaccare il proprio PC portatile, i portatili cominciavano a costare molto meno e quindi avevano quasi lo stesso prezzo dei PC fissi, i PC fissi non venivano quasi più acquistati in favore dei PC portatili che venivano dati ai dipendenti e quindi il dipendente arrivava e si poteva sedere in qualsiasi posto dell'Ericsson e aveva accesso ai suoi file, diciamo alla sua... e quindi le postazioni fisiche proprietarie di ogni singolo dipendente lasciarono il posto all'open space, quindi uno arrivava la mattina e dove ti volevi sedere ti sedevi. Le figure come la mia che andavo a mettere le mani fisicamente sui server venivano meno proprio perché poi tra l'altro diciamo già con i RAID non c'era più bisogno, se si rompeva un hard disk, cose, di andare lì, andava soltanto un tecnico hardware che andava, levava l'hard disk vecchio, metteva l'hard disk nuovo, se ne andava e quindi c'era bisogno solo di un tecnico hardware. Nel caso di diciamo, quello veniva rigenerato addirittura in automatico dal sistema RAID, ok? Nel caso che si rompeva un server, come vi ho detto prima, i server erano tutti in Active Directory, bastava togliere il server, andare a riparare dal punto di vista hardware, rimetterlo dentro e quel server si risincronizzava da solo. Se era rotta una CPU, aprivi, andavi, cambiavi la CPU, la rimettevi, riaccendevi il server, via rete quello si risincronizzava con gli altri server e non c'era più necessità di un sistemista che andasse ad operare né localmente né da remoto su quei server, ok? Quindi veniva tutto gestito da remoto, sempre più da remoto, anche in Emerson, che io andavo 2 o 3 giorni a settimana a fare assistenza, tutto venne gestito diciamo, dalla sede principale che stava a Padova e loro da Padova, tra l'altro le linee sempre più veloci, passammo dalle CDN alle ADSL e dall'ADSL poi a queste linee super veloci parallele da 2 megabit prima e poi addirittura a 10 megabit arrivavano addirittura delle linee particolari e quindi riuscivamo a gestire anche diciamo, l'assistenza remota da qualsiasi parte d'Italia a un qualsiasi utente, poi con programmi che all'epoca i primi erano PC Anywhere, adesso c'è TeamViewer, però uno dei primi che mi ricordo era PC Anywhere, che ti permetteva di accedere a un client da un altro client e andare a risolvere i problemi che ci potevano avere, che ne so, con Office, con WinZip, con qualsiasi applicativo aziendale. Insomma, poi piano piano vennero dismessi pure i server locali, venne dato pure la gestione dei file a Google, quindi dei file server, insomma tramontò tutto quanto. Come nacque tutto tramontò. Il bello è che in quegli anni
nacquero anche tutte le varie certificazioni Unix, le varie certificazioni Cisco, le varie certificazioni Microsoft, e tutte le librerie avevano diciamo, un reparto dedicato all'informatica, e dentro ci trovavi 7210, 7215, Microsoft Certificate Person, Microsoft Certificate System Engineer, CCNA che era Cisco Certificate Network Administrator, CCSE Cisco Certificate System Engineer. C'erano tantissime di quelle certificazioni che voi non avete idea, ok? Praticamente tutte queste certificazioni, non so, io nelle librerie vado sempre a cercare, non c'è neanche un libro, io ho ancora lì da parte il 7210 che era Microsoft Certificate Person, MCP, amministrare e gestire Windows 2000 Professional. Io quell'esame non lo diedi mai perché costava un sacco di soldi, mi pare che costava più di 220 euro, una cosa del genere. Per me era una spesa che doveva fare l'azienda per investire su di me, l'azienda non era interessata, io diciamo mi studiai quel librone, un libro alto così, ce l'ho ancora di là, MCP, per diventare solo Microsoft Certificate Person, quindi all'epoca tantissima gente, le aziende investivano sui dipendenti e tantissime persone si trovarono questa certificazione MCP, però poi da un momento all'altro nelle librerie sparirono questi manuali, non so se ancora c'è questo corso oppure non ci sono più questi corsi specializzati per diventare persone certificate, sia Cisco per quanto riguarda le reti, Unix per quanto riguarda sistemi operativi, o Microsoft per quanto riguarda altri sistemi operativi, quindi Microsoft Oriented, Windows Oriented, o Linux, Windows, Unix Oriented, Linux, Unix Oriented. Ok? Va bene, detto questo io faccio tanti in bocca al lupo, may the change of address bring you a lot of happiness, dice una frase, cioè possa il cambio di indirizzo regalarvi ancora tanti momenti emozionanti, tanta felicità, e possa la Ericsson EUR regalarvi quello che vi ha regalato Ericsson via Anagnina 203. Grazie anche ad Andrea Missori, che io sapevo che era l'AD di Ericsson Italia, l'amministratore delegato, non so se è ancora amministratore delegato, questo non lo sono andato a vedere, però un grande amico, io lo saluto con tanto affetto, Andrea Missori. Anche lui, come tanti altri dipendenti, inizia la sua avventura in una nuova sede all'Eur. Quindi tanti in bocca al lupo a tutti i dipendenti attuali di Ericsson, a tutti i consulenti attuali di Ericsson che si sono trasferiti da via Anagnina 203 Roma 00118 Roma a Leur. Detto questo, io mi alzo, voglio fare un cambio di inquadratura. Ok, cambiamo. Ok, allora mi vedete adesso qui in basso, aspettate che metto anche la chat. Ok, perché adesso con voi voglio riparare questo PC di Lego. Leviamo l'Ericofon, lo mettiamo qui dietro. Che ore sono? 11:54, ancora qualche tempo. Qui dentro ci sono dei Lego di ricambio, come vedete, ve lo faccio vedere, eccoli, vedete tanti Lego? Qui ci sono dei Lego di ricambio, ok? Allora, prima di andare a lavorare andiamo a vedere perché questo PC ha a che fare con Ericsson. Allora, ve lo faccio vedere, questo è il retro, guardate, alimentatore dorato, entrata e uscita per monitor, quindi qui entra la corrente e qui si può usare un cavo passante per andare ad attaccare la corrente del monitor. Qui c'è la presa video, ok? Quindi VGA. Qui vedete la presa LAN 10100, sotto ci sono 4 USB e delle prese PS2, tastiera e mouse. Qui c'è la parallela, qui c'è la scheda integrata VGA e qui c'è una seriale. Ok? E questa è la parte dietro, vi ho fatto vedere. Allora, giriamolo ancora. Oh, issa, mamma mia, questo non potete capire quanto pesa. Allora, qui c'è
una barra a neon, ok? A neon verde. Qui sopra, poi ve lo farò vedere, ci sono altri due neon, questo è un neon bianco e questo è un neon azzurro, non so se si vede, c'è la scritta sopra, mi sa che non si vede, ok? Quindi questo è un altro lato e adesso vi faccio vedere il frontale, ecco la parte frontale. Allora, qui c'è il pulsante di accensione, ok? Qui ci sono i due LED, uno è il power e uno è dell'hard disk, ok? Qui intorno. Qui c'è la presa per la cuffia, ok? E due prese frontali USB 2.0 e questo è un masterizzatore della LG, ok? Quindi unità ottica, masterizzatore. E questa è la parte che si è rotta, ok? Allora, perché ho voluto fare la riparazione di questo PC di Lego in concomitanza proprio a questa Ericsson? Qui dentro c'è una scheda madre particolare, non è una scheda madre normale. Allora, erano già diciamo 2005-2006 se non mi ricordo. Ericsson fece un accordo anche con la società Dell per acquistare e distribuire ai propri dipendenti anche dei PC Dell. Ok? In quell'epoca noi stavamo consegnando dei PC Dell GX240, GX260 con i primissimi processori Pentium 4. Ok? Beh, fatto sta che c'era un tecnico hardware che andava a riparare laddove era possibile delle schede madri e si occupava non solo di all'epoca la Compaq che già non esisteva più perché era stata assorbita dall'HP, quindi in Ericsson c'erano parecchi portatili Toshiba, parecchi PC fissi, quasi l'80% erano HP, ma un 20% erano dei Dell. Ok? Bene, qui dentro c'è la scheda madre di un Dell GX240. Ok? Era una scheda madre rotta che mi è stata regalata dal tecnico hardware. Se riuscivo a ripararla l'avrei potuta tenere e infatti io riuscii a riparare questa scheda madre e quindi è stata messa dentro questo case. Quindi qui dentro c'è la scheda madre di un Dell GX, serie GX, quindi con processore Pentium 4 e viene appunto da un PC che si ruppe che era stato consegnato in Ericsson perché vi ricordo, come vi ho detto, lì non finì mai la consegna di nuovi PC perché quando tu arrivavi a consegnare l'ultimo PC all'ultimo dipendente, il primo che avevi consegnato era diventato obsoleto e quindi il suo responsabile aveva già fatto una richiesta di sostituzione PC, che ne so, per altri 10-20 PC e quindi ti arrivava la richiesta: andate a levare sti PC Pentium 3 e cambiateli con i PC Pentium 4, ok? E quindi diciamo era un gatto che si mordeva la coda, era un lavoro che non avrebbe mai avuto fine, fino a che poi, secondo me, da quando c'è stata la serie I dei processori Intel I, a quel punto diciamo la differenza tra uno e l'altro, parlando dal punto di vista Office, era talmente piccola che non conveniva più andare a sostituire i PC così spesso. Ok? Allora, detto questo, andiamo a vedere come caspita posso io andare. Allora, io mi ricordo che io ho fatto in modo che la parte sopra si potesse togliere, perché per andare a riparare, come vedete, e andare a rimettere qua, allora leviamo tutti questi pezzi. Ah, poi ovviamente qui dentro io è tutto rinforzato, perciò pesa una tonnellata sto PC, perché è tutto rinforzato. Ci sono tra l'altro due hard disk, vedo. Se ve lo riesco ad avvicinare ve lo avvicino, guardate, questo mi sa che andava qua, vabbè. Allora, questo mi sa che andava così, vedete? Però allora io lo voglio tutto riparare e poi lo voglio pure provare perché ho, ho predisposto tutto pure per fare una prova. Allora, l'ultima volta che è stato acceso questo PC è stato nel 2014 perché questo PC venne messo in alto su un armadio con un monitor
bastava premere il pulsante power, qui dentro c'è installato Windows XP attualmente, partiva in automatico una presentazione con 100 slide, un PPTX, no, non era un PowerPoint, ma un PowerPoint auto di quelli che si possono avviare da soli, e quindi praticamente partiva in automatico questa mega presentazione con 100 slide. Allora, qui ci sono due hard disk, come vi dicevo, ve lo volevo far vedere, però pesa una tonnellata. Vabbè, comunque dentro è tutto IDE con i cavetti Ultra DMA che già vi ho spiegato in altre. Guardate come lo faccio cadere per terra, eh? Vabbè, già così, già si vede, eh? Allora, vedete? No, vabbè, questo è dietro, questo è davanti, però purtroppo è troppo scuro. Ci dovrei mettere, adesso guardate che si inventa Renatino. Allora, guardate, mi invento. Ecco, così c'è una luce dentro. Ci ho buttato il cellulare mio. Ecco. Questo è dietro, vedete le RAM? E vedete com'è tutto rinforzato dentro, eh? Pesa una tonnellata. E qui ci sono gli hard disk, come vedete. Tutto rigorosamente IDE, vedete le piattine? E in fondo si vede già pure la scheda madre. Vedete come è strutturato sto PC? Oh, mi cade qualche pezzo qua. Se cade per terra non è un problema, eh? Vedete come è tutto strutturato? Ok, lo ripoggiamo qua. Allora, in questa live non è mia intenzione andare a cambiare né la scheda madre né la RAM né nient'altro, ma in futuro questo case lo voglio riutilizzare proprio per diciamo ospitare un PC più moderno, più leggero, perché non sarà più necessario un alimentatore così grosso. Tra l'altro questo è un alimentatore tutto dorato, ve lo volevo far vedere più da vicino. Vedete? Vedete che è tutto dorato, questo tutto d'oro, ok? E qui c'è, diciamo, vedete, questo è il LED blu, cioè il neon blu, e questo è il neon bianco, vedete? Ok. Allora, procediamo con la riparazione. La prima cosa da fare, secondo me, principale, vado a fare quest'altra torre che è rotta. Allora, questa è da 3, quindi già se faccio così, allora facciamo una cosa, leviamo anche, io direi, allora ho staccato anche questo, allora ovviamente la M sta per Margherita, mi serve un pezzettino da 2, no, prendiamo qua, va. Tanto questo sta interno, non si vede. Ok, quindi questo va qui, però a questo punto io metterei questo qua. Ok. Oh, guardiamo un po' come lo sistemo, eh. Allora, qui io a questo punto, siccome lo vedo che questo purtroppo era fatto perché non avevo tanti pezzi da 3, vediamo se riesco a trovare dei pezzi da 3 dentro a questo fustino, perché nel caso che riesca a trovare dei pezzi da 3 evito di farlo debole come l'avevo fatto, perché guardate un po' qua, fino a che avevo dei pezzi da 3 li ho utilizzati, e poi ho utilizzato dei pezzi da 4 con dei pezzi da 2, 4 2 4 2 messi a muro,
però io vorrei utilizzare tutti i pezzi da 3 e allora vado ad aprire il bustino pieno di Lego, guardate, ok. Allora adesso mi metto alla ricerca un comodino, se io li metto dentro chi se ne frega, no, perché sono più alti, va bene. Avevo trovato questi, vedete, da 3, guardate, questo è quello che mi serve, quindi da 6, però sono comodini questi, sono armadietti, non vanno bene, mi serve più resistente, non meno. Allora, qua ci stanno pezzi di astronavi. Allora, mi vedete nell'angoletto a me che cerco. Mi servono pezzi da 6 praticamente. No, qua niente. Non mica ne vedo, sa? Bello che a me vanno bene pure colorati, non devono essere bianchi perché quelli. Ah no, bianchi mi servono. Hai ragione, pure bianchi devono essere. È complicato, allora vediamo un po'. A me mi servono da 3 bianchi. Guardate qua. Adesso vado a vedere qua dentro quando mi pare. Do un'occhiata veloce perché non mi pare che qua ci stanno pezzi da 3 bianchi. Qua ci sono solo personaggi, guardate, qua sono solo personaggi con le vecchie macchinette, guardate, qua sono solo personaggi e qua c'è l'ultimo, questo addirittura me lo ricordo benissimo, dentro sta busta, fa parte di un grandissimo lotto, però non c'è sta, no, questo è un altro Lego, non c'entra niente. Guardate qua che c'è, questo è anni 70, proprio pienissimi anni 70, non è Lego originale sta roba, però c'ho tutti questi pezzi così, vedete? E quindi niente, facciamo tutto come era prima, con i pezzi che c'avevo prima, sperando che ci sono tutti. Allora, qui poi dopo mi occuperò, perché adesso secondo me farci rientrare tutto diventa difficile. Ripoggio. Ok, quindi allora andiamo a vedere, questo va messo qui e questo va messo qui. Ok, questo va staccato perché questo va messo così. Vedete che io qui ci avevo messo un colore diverso e anche qui c'è un colore diverso, vedete, in questo caso blu, di là mi pare che verde, e quindi questo va messo qua, esatto, e adesso qui voglio ok, ma zitti, non dire niente, allora, e qui secondo me quello va messo in alto, guardate, questo è quest'altro pezzo che è la parte della M, vedete? La parte della M, ok?
per andare a fare manutenzione, wow, 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 viene uno spettacolo. Quindi questo perché c'era là? Questo non c'entra niente. Complesso coniugato. Complesso coniugato. Allora. Devo rifare tutta la M. Vabbè, non è grave, non è grave, niente è grave. Ok, l'importante è che riesca a ritrovare tutti i pezzi. Forte, forte, vai che mi fa 2000 visualizzazioni sto video. Allora, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Ok, i pezzi stanno tutti qua, il bello di lei col proprio questo. Speriamo che non è andato a finire nessuno sotto lì. Allora, vedete? Allora, secondo me a questo punto io devo andare a scoperchiare qua sto pezzo. Infatti io me lo ricordavo che questo si poteva levare. Questo l'ho messo qui, però questo si doveva poter levare facilmente. Questo era facilmente rimovibile, solo che, ripeto, è dal 2014 che sta fermo laggiù. Oh. Ok. Oh, quasi quasi io mi stacco. Allora, poi vediamo un po' se qua c'è qualche altro pezzo. No, non vedo altri pezzi caduti. Quindi, prima di rimetterlo, allora, questo va qui così. Ok. Allora.
Mancano dei pezzi, come no? Allora, questi non possono essere. Mancano. Allora, dopo li vado a vedere dove stanno. Intanto voglio mettere questi. Cazzo, è duro. Allora. C'è qualcosa che non mi torna. Se andare a finire sotto il mobile sto messo bene. Allora, questi due sono fatti uguali. Penso di aver capito. Allora. Sì. Ecco qua. Servinda uno che non c'è. Eccolo.
lo so, sicuramente mi è andata a finire chissà dove, fa niente. Cerchiamo di andare avanti nonostante tutto. No, questo non c'entra niente. Allora, pom 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 pom. Vediamo con quello che abbiamo, quello che possiamo fare. Sarebbe da vedere se qualcosa mi è andato a finire qua sotto. Ma non è possibile, ma quasi. Mi manca un pezzettino solo, ma guardate te. Eccoli trovati. Eccoli qua. Trovati. Trovati. Grande. Non mi serve più niente questo. Questo non mi serve. Olè. No. Arco 3. Qui corrisponde. Qui pure. Che dite? Può andare? Allora.
sono accorto di un errore che avevo fatto all'epoca, perché per far uscire questo cavo io lì ho lasciato un buco libero, che qui così non c'è. Questo va tolto. Ok. Ok. Così questo passa così e il filo ci passa. Ok, qui ci va da 4. Bello che non ce l'ho tutti questi pezzi, però si rimediano. Ok. Questo è troppo alto. Ok, ok. Allora, prima di chiuderlo però, vi volevo far vedere come era fatto dentro. Qui sono tutti i pezzi avanzati. Allora, si legge bene RMC, sì? Scusate, Oh. Allora, questo lo poggio qua. Questo lo poggio proprio qua. Lo chiudiamo dopo. Allora, guardiamo come è fatto, perché questo l'avevo progettato proprio bene, ma mo adesso purtroppo. Allora, vediamo un po' se questo così si chiude. Certo, questo qui stava. Scusate, se io volevo questo, faccio così. Uno qui. Ci sta questo pezzo. Era tutto perfetto, cioè veramente. Qui è liscio, qui è liscio, qui è liscio. No. Dritto, dritto. Ah, questo non va bene qua. Ci ho messo adesso. Allora, vediamo innanzitutto qui. Questo deve venire tutto dritto. Dritto qua.
c'è qualcosa che non va. Questo così è dritto. Allora, ah, lo vedi perché non ce l'ho messo? Perché non c'era? Cazzo. Non ce l'ho messo. Spettacolo, eh? Spettacolo. Allora, no, però qua. Questo non va bene. Questo perché è così più corto. Possibile che ce lo mette uno sopra l'altro da questi. È più uno. Va bene, che spettacolo. Alla fine non avanzavano pure dei pezzi. Ok, e così è tornata ad essere come era prima. Allora, dentro questo è tutto rinforzato. RMC, mettiamolo dritto, eccolo qua. È tornato ad essere RMC, Renato Margherita Chiara. PC creato nel 2008, Allora, come casca per terra e faccio 1 miliardo di visualizzazioni. Vabbè, dentro è un po' più complicato farvelo vedere. Allora, però una cosa la possiamo fare, possiamo vedere se ancora funziona. E allora, questi poi io li utilizzerò per rimettere il pezzo sopra. Lo voglio fare tutto, il pezzo sopra lo voglio fare da zero. Voglio vedere che riesco a fare, perché così non mi piace. Senz'altro con tutti questi pezzi troverò un sistema di farlo meglio. Salute! Salute! Allora, attacchiamo sta scheda. Attacchiamo la tastiera all'USB, ma tanto non penso di utilizzare qualcosa. USB, non penso manco che funzioni sta crocco. Non capisse. Questo qua.
scoppiato qualcosa. Scoppiato qualcosa. Condensatore? Non lo vedo. Allora, scoppiato qualcosa. Vediamo un po'. Forse nell'alimentatore. Scoppiato qualcosa. Vabbè. Ci riprovo? Guarda, tanto che c'ho da perdere. C'è niente da perdere. Il lettore si apre. Scoppiato qualcosa, infatti non funziona più. Però si accendono tutti i LED, guardate, questi sono tutti illuminati. Ah, questo blu ovviamente è molto meno luminoso di quest'altro, vabbè. E niente. Però si accende e si spegne. Voglio provare ad attaccarlo alla scheda interna. C'è anche una scheda video interna. Niente. Era scoppiato qualche condensatore sulla scheda madre che non si vede. Perché quello che ho sentito era proprio uno scoppio di un condensatore, come fa Marco Valleggi, che lui scoppia apposta i condensatori. Però è strano, vedete che risponde perché si spegne e si accende. Vedete, se io tengo premuto si spegne, poi ripremo e si riaccende. Vabbè, poi si spegne da solo e si riaccende. Potrebbe anche essere l'alimentatore, ma purtroppo io adesso qua un altro alimentatore non ce l'ho. Ma poi l'idea era di cambiare la scheda madre all'interno di questo PC. Ok? Quindi è questo. No, così non vi si vede. Aspettate che spegniamo la luce del cellulare. Purtroppo è dal 2014 che sta fermo. Però se io levo questo, quello si vede che è illuminato, sì, tutto lì dentro. E questo si è scaricato un po'. Vabbè, questi sono neon. Questi erano ancora i vecchi cosi a neon, vedete, si accende soltanto sto pezzettino qua. Eppure questi verdi si accendono poco poco. Ho rosicato. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. 2 ore di live, 2 ore di live. Allora, facciamo una cosa. Stacco, 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 stacco. Ok.
Allora, questo è quello che voglio rifare. Faccio vedere. Vedete? Qua sopra non si può vedere una cosa del genere, no? Questo è sotto. E questo ora me lo rifaccio tutto. E questo va qui sopra. A chiudere. Ok? Allora. Vedete? PC completamente di Lego. Ok, l'ho riparato finalmente. Era dal 2014 che era rotto lì giù nel box e quindi sono contento di averlo riparato. Sono contento che ho trovato tutti i pezzi. Ora vediamo se ne troverò qualcun altro, ma penso di no. Ok, quindi grazie mille di avermi visto. Adesso passiamo un'altra volta a Studio 1. Allora, dicevamo, sono le ore 12:42, tanto tempo ci è voluto, eh? Sono le ore 12:42, giovedì 23 ottobre 2025. Ieri la Ericsson ha, diciamo, chiuso il suo campus originale via Nagnina 203. In bocca al lupo di nuovo a tutti i dipendenti attuali e a tutti i consulenti attuali di questa grandissima società svedese. Un saluto ad Andrea Missori che dovrebbe essere ancora lì, quindi un in bocca al lupo a lui e a tutti gli altri. Voglio sapere chi è che riparerà via di Campo Romano, visto che c'è il muretto di cinta proprio dell'Ericsson che sta per crollare e quindi è stato transennato già quest'estate. C'è un semaforo di quelli che si usano proprio per i lavori in corso, che però sono 3-4 mesi che sta là già questo semaforo, e quindi bisognerà che qualcuno lì ripara. Mo non lo so in mano a chi va la sede nuova, non mi sono, cioè non lo so, non ho letto da nessuna parte in mano a chi va questa sede nuova. Boh. Vedremo. Speriamo che qualcuno riparerà questo muro di cinta, questo muro di confine tra la sede Ericsson e la strada via di Campo Romano, che fa intersezione proprio con via Nagnina. E quindi che dire, grazie alla Ericsson per diciamo, avermi dato lavoro per tanti anni, grazie ad Ericsson per avermi insegnato tante cose, tante realtà, tutto quello che c'è dietro, quello che noi utilizziamo, diciamo, tutto quello che c'è dietro a un semplice telefonino o a un semplice computer, grazie a tutte le persone, soprattutto perché una società è fatta di persone, quindi a tutte le persone che ho citato, che molte ovviamente non mi posso ricordare di tutti. Io poi con il lavoro che facevo mi chiamavano da tutte le parti e me ne ricordo, ecco, un'altra che mi viene in mente è Lucia Tiso. Grazie anche a Lucia Tiso, era tanto gentile con noi consulenti. E niente, che dire, un in bocca al lupo, vi siamo vicini anche noi che siamo usciti da qualche anno da questa società. Abbiamo ripristinato il PC di Lego non senza problemi, abbiamo visto che mi è cascato tutto per terra. Fortunatamente sono riuscito a trovare tutti i pezzi che erano volati per il salone e quindi siamo riusciti a ripristinare questa bella scritta RMC Renato, Margherita e Chiara su questo case di Lego che momentaneamente rimarrà così rotto. Quanto prima lo rivedremo in una mia live, perché ci installerò, ovviamente dovrò fare molte modifiche anche qui dietro dove c'è un alimentatore secondo me sovradimensionato. Questo è un ATX tutto dorato, però è evidentemente sovradimensionato per i PC attuali. Lì ci metterò forse una scheda mini TX con scheda grafica integrata che basta e avanza. Tra l'altro io non vi ho fatto vedere che qui questa scheda video ha anche un'uscita video composita S video e c'è addirittura uno spazio per andare a mettere il cavetto. Ve lo voglio far vedere in chiusura di live, siccome questo può cadere, lo poggiamo qua dove non può più cadere. In chiusura di live
non fa niente che pesa una tonnellata sto coso. Vi voglio far vedere bene addirittura come era fatto qui dietro, vedete? Allora, guardate, quello è l'alimentatore, vedete pure la scheda audio, poi ci sono le PS2, c'è la parallela, la seriale, la VGA pure su scheda madre, 4 USB, presa LAN 10-100, vedete come era fatto? Ecco, mi allontano piano piano. RMC, qui, così, RMC, no, mi devo mettere un po' più di qua, così, così lo utilizzo per fare la copertina, no? Ok, dentro ci sono due hard disk IDE, quanto prima li stacco e via. Grazie a tutti di essere stati qui con me. 12:47 di questo 23 ottobre 2025. Da Reni Retro è tutto. Non vi ho potuto far vedere Windows XP che era installato dentro questo PC, fa niente, sarà per la prossima volta. Ci installeremo Windows 11 25H2 oppure una versione di Linux. Vedremo quello che ci dice la fantasia. Per quanto riguarda l'hard disk, spacco tutto. Abbiamo questo nuovo l'avevo comprato per un altro progetto, ma abbiamo questo, non vi dico altro, vedremo, bel PC, bel case. Grazie a tutti.